La nonna riposava sul divano quando lui si è messo a frugare nella sua borsetta. Sapeva che la mattinata precedente aveva fatto un prelievo di contanti poco più di 1 migliaio di euro e voleva quei soldi a tutti i costi. Così quando la donna si è accorta che il nipote diciottenne stava frugando tra i suoi effetti personali, gli ha chiesto di lasciar perdere. Sorprendeva il giovane mentre frugava nella sua borsa. Alla richiesta di spiegazioni il giovane la spingeva a terra per poi impossessarsi dei soldi, 1.000 euro che la donna aveva prelevato il giorno precedente. Quando la 62enne ha tentato di rincorrerlo, il diciottenne ha pensato di alzare il tiro e di puntarle un coltello. Si è recato in cucina, ha prelevato un coltello e l'ha minacciata urlando che se l'avesse seguita l'avrebbe ammazzata. Istanti che hanno paralizzato la donna lasciandola in uno stato di terrore fino a quando la mattina seguente non ha trovato il coraggio di andare dai carabinieri di Riese Pio X e raccontare quanto il giovane le avesse fatto, raccontare di quell'episodio, l'ennesimo di un ragazzo così esuberante ed essere stato già cacciato di casa dopo un periodo in casa famiglia. È stata la nonna a raccontarci i fatti il giorno seguente, dichiarando di essere stata vittima di una rapina da parte del nipote appena diciottenne. Per il ragazzo, che dopo essere scappato in bicicletta è diventato irreperibile, i carabinieri hanno provveduto ad inviare la denuncia alla Procura della Repubblica.